Hello, hello world. Today, something different again. Let's travel back in time of some thousand years, and we may even can say that we can this fantastic event they they are referred to something that would have happened even 10,000 years ago. I'm talking of the famous giants came on our planet. So let's do it. The Book of Enoch. I've chosen this part. I found it interesting. Extracts from chapters 86 and 87. Ho estratto dai capitoli 86 e 87. Ok, so. E di nuovo li guardai e presero a ferirsi e a mangiarsi l'un l'altro, e la terra prese a gridare. Again I perceived them when they began to strike and to swallow each other, and the earth cried out. E di nuovo alzai i miei occhi al cielo e mi apparì una visione. Ecco, uscivano dal cielo come una specie di uomini bianchi. Uno usciva da quel luogo e 3 erano con lui. Then I raised my eyes a second time towards heaven, and saw in a vision that, behold, there came forth from heaven, as it were the likeness of white men. One came forth from thence, and 3 with him. E quei 3 che uscirono dopo mi presero per mano, mi sollevarono dalle generazioni terrestri. I love this one. I love this line. It's amazing. E mi innalzarono su un luogo elevato e mi fecero vedere una torre alta sulla terra, e tutte le colline erano più basse. Those 3 who came forth last seized me by my hand, and raising me up from the generations of the earth. Amazing. I don't know why. I loved so much this sentence. Elevated me to a high station. Then they showed me a lofty tower on the earth, while every hill became diminished. E mi dissero, sta qui, finché vedrai tutto quel che arriva su quegli elefanti, cammelli, asini, sulle stelle e su tutti quanti i bovini. And they said, remain here until thou perceivest is an archaic form to say perceive, okay? What shall come upon those elephants, camels, and asses, upon the stars, and upon all the cows? Capitolo 87, chapter 87. E vidi uno di quei 4, che erano usciti prima, e costui prese quella stella, che per prima era caduta dal cielo, la legò mani e piedi e la gettò in un abisso, e questo abisso era stretto, profondo, orribile e tenebro. Then I looked at that one of the 4 white men who came forth first. He seized the first star which fell down from heaven, and binding it hand and foot, he cast it into a valley narrow, deep, stupendous and gloomy. E uno di quelli estrasse la sua spada e la dette a quegli elefanti, cammelli ed asini, e presero a ferirsi l'un l'altro, e la terra a causa loro tremò. That is quite weird, you know.
but that's interesting as already thousand years ago. So thousand years ago, how they imagine, about the event of the apocalypse and so, of the Old Testament. Then one of them drew his sword and gave it to the elephants, camels, and asses, who began to strike each other, and the whole earth shook on account of them. E quando fissai quella visione, allora uno di quei 4 che erano usciti gettò pietre dal cielo e raccolse e prese tutte le stelle grandi, le cui pudenda, che erano state come quelle dei cavalli, e le legò tutte alle mani e ai piedi e le gettò nell'abisso della terra. And when I looked in the vision, behold, one of those 4 angels who came forth, hurled from heaven, collected together, and took all the great stars, whose pudendum are the external genital parts, especially of the women, partly resembled those of horses, and binding them all hand and foot, cast them into the cavities of the earth. Okay, guys. Now we read only in Italian, ok? Allora, il libro di Enoch, estratto dai capitoli 86-87. E di nuovo li guardai e presero a ferirsi e a mangiarsi l'un l'altro, e la terra prese a gridare. E di nuovo alzai i miei occhi al cielo e mi apparì una visione. Ecco, uscivano dal cielo, come una specie di uomini bianchi. Uno usciva da quel luogo e 3 erano con lui. E quei 3 che uscirono dopo mi presero per mano, mi sollevarono dalle generazioni terrestri e mi innalzarono su un luogo elevato e mi fecero vedere una torre alta sulla terra e tutte le colline erano più basse. E mi dissero: sta qui finché vedrai tutto quel che arriva su quegli elefanti, cammelli, asini, sulle stelle e su tutti quanti i bovini. E vidi uno di quei 4 che erano usciti prima, e costui prese quella stella che per prima era caduta dal cielo, la legò mani e piedi e la gettò in un abisso, e questo abisso era stretto, profondo, orribile e tenebro. E uno di quelli estrasse la sua spada e la dette a quegli elefanti, cammelli ed asini, e presero a ferirsi l'un l'altro, e la terra a causa loro tremò. E quando fissai quella visione, allora uno di quei 4 che erano usciti gettò pietre dal cielo e raccolse e prese tutte le stelle grandi, le cui pudenda, che erano state come quelle dei cavalli, e le legò tutte alle mani e ai piedi e le gettò nell'abisso della terra. Okay, now let's read. Now, let's read in English, okay? Again, okay, the book of Enoch extracts from chapters 86-87. Again, I perceived them when they began to strike and to swallow each other. At the end, the earth cried out. Then I raised my eyes a second time towards heaven, and saw in a vision that, behold, there came forth from heaven, as it were the likeness of white men. One came forth from thence, and 3 with him. Those 3 who came forth last seized me by my hand, and raising me up from the generations of the earth, elevated me to the high station. Then they showed me a lofty tower on the earth, while every hill became diminished. And they said,
Remain here until thou perceivest what shall come upon those elephants, camels, and asses, upon the stars, and upon all the cows. Then I looked at that one of the 4 white men who came forth first. He seized the first star which fell down from heaven, and binding it hand and foot, he cast it into a valley narrow, deep, stupendous, and gloomy. Then one of them drew his sword and gave it to the elephants, camels, and asses, who began to strike each other, and the whole earth shook on account of them. And when I looked in the vision, behold, one of those 4 angels who came forth hard from heaven collected together, and took all the great stars, whose pudendum partly resembled that of horses, and binding them all hand and foot, cast them into the cavities of the earth. All right, guys. Now I want to read an annotation, a resume, some exclamation from another from Bishop Lawrence, okay, and referred to the Archbishop Lawrence, who interpreted the whole story, okay. Is one of the many interpreters, because that's why I choose this extract, this part, because very interesting, because it gives to us a lot of questioning, a lot of questioning, a lot of doubt on the veridicity, the attendability of the facts in the history. Is it just only fantasy, or maybe can be some real evidence of those still today we are very much enticed, and is trending, this, especially the legend, I don't like to call legend, especially the famous event of the giants that came on the earth about around supposed to be 10,000 years ago, right, and civilizing the planet at that time. Okay, let's do in English. The astronomical calculations on which Archbishop Lawrence based his theory of the residence of the author of the Book of Enoch have been questioned. But once his Hebrew nationality has been admitted, it matters not whether he wrote in or out of Palestine, with this exception, that if the work was not brought from a distant country into Judea, the facility with which a pseudonymous book was accepted in the locality of its recent composition as the genuine production of an antediluvian prophet necessarily encouraged skepticism as to the dates and authorship of all ancient Hebrew literature. It cannot be said that internal evidence attests the superiority of the Old Testament to the Book of Enoch. For no Hebrew prophet is more eloquent than its author in denouncing iniquity, commending righteousness, and inviting all men to place implicit trust in the final vindication of divine justice. Internal evidence indicates the presence of independent tracts in the Book of Enoch, possibly composed by different authors. Thus, chapters 64 to 67, one record a vision of the deluge, narrates as if by Noah instead of Enoch. That is the most that most of us we know, that it was the Ark of Noah, and inserted in the middle of another vision with which it has no connection. But if
Enoch borrowed from early writers the presence of the language and ideas of every section of his work in the pages of New Testament scripture inevitably indicates that the book or books of Enoch existed in their present form before the Christian era. And on this matter, we know that there are a lot of these ambiguities in between the Old and New testaments, So we are even more get in doubt, of so many truths, Christianity obviously borrows the terrors of eternal fire from the book of Enoch. Evangelists and apostles define the duration of divine retribution by seons of seons, or millions of years. The seons are some entity with space entity with her own light that they contribute to the illumination of the universe, that is compared. That's why they said the eternity. Okay, millions years, expressive of eternity, is like a testament, like a proof. It is true that the word aeon can be used in the sense of a finite time. But when the authors of New Testament scriptures speak of Sionian fire to earth to Alcovium, they obviously mean eternal flames. This time I translate in Italian roughly, The astronomical calculation, i calcoli astronomici, quindi la datazione dell'universo, con i quali l'arcivescovo di Archbishop Lawrence based his theory, ha basato la sua teoria sulla residenza dell'autore del libro di Enoch, che mi sembra che ancora oggi è ancora sconosciuto, non si sa ancora con precisione chi abbia scritto il libro di Enoch, se non erro, if I read well in all my research, have been questioned, è stato messo in dubbio. But once his Hebrew nationality, dal momento in cui la sua nazionalità ebraica has been admitted, è stata approvata, ammessa, it matters not whether he wrote in or out of Palestine, cioè non ha importanza, non importa se è stato scritto all'interno o al di fuori della Palestina, dei confini della Palestina, with this exception, con questa esenzione. That if the work was not brought, se il lavoro non è stato fatto da un paese distante all'interno della Giudea, the facility with which a pseudonymous book was accepted, la facilità con cui il libro pseudonimo fu accettata nella località della sua recente composizione as the genuine production, come la produzione genuina, la scrittura reale of an antediluvian prophet, di un profeta antidiluviano. Necessarily encourage, necessariamente incoraggia ad essere lo scetticismo, che è essere scettico, non credere, do not believe. As to the dates, per quanto riguarda le date e l'autenticità, di tutta la letteratura ebraica antica, ancient Hebrew literature. It cannot be said, non si può dire that internal evidence, che un'evidenza interna attesti la superiorità del Vecchio Testamento del libro di Enoch.
per, eh, per il profeta non ebreo, ok, Morra è più eloquente, chiaro, clear, eloquent, che il suo autore nel denunciare l'iniquità, commenting gratuitousness, ok, a certi commenting gratuitousness, commenta la veridicità, no? Rightness, come devo dire, to be right, ok? La realtà, ok? And inviting all men, e invita tutti gli uomini ad avere una fiducia implicita, ok? In the final vindication of divine justice, nel giudizio finale sulla giustizia divina. Ok? Internal evidence, un'evidenza interna, indica la presenza di tratti indipendenti del libro di Enoch, possibilmente composti da autori differenti. Ad esempio nei caratteri 64-67, un record della visione del diluvio universale narra che sia stato Noè in italiano invece di Enoch, e ha inserito in the middle of another vision, nel mezzo di una visione differente, con la quale non ha alcun collegamento. Ok, so it distinguishing two total different things. Ok, se la teoria pseudo Enoch, cioè non quella reale, questa qui alternativa, no? Presta, diciamo, from early writer, sì, viene presa da scrittori antecedenti, ok, early, antecedente, scrittori, la presenza del linguaggio e le idee di ogni sezione del lavoro nelle pagine del Nuovo Testamento, della scrittura del Nuovo Testamento, inevitabili, indica che il libro o i libri, a plurale, di Enoch esistono nella loro forma presente prima addirittura che ci fosse il cristianesimo. La cristianità ovviamente ha preso in prestito nelle sue scritture a proposito dell'orrore, del terrore, diciamo della parte drammatica, no? Del fuoco eterno del libro di Enoch. Gli evangelisti e gli apostoli definiscono la durata della retribuzione divina identificata dai Seons of Seons, come abbiamo spiegato prima, queste evidenti, come dire, queste entità luminose, no? Ognuna di luce propria, o milioni che corrisponderebbero a milioni e milioni di anni di luce perpetua data da questi Seon, ok? Che è espressivo dell'eternità, ok? È vero che la parola eon, che è una parola di derivazione greca, può essere usata nel senso del tempo finito, ok? Finito. Però quando gli autori delle nuove scritture, del Nuovo Testamento, parlano del fuoco seoniano, per esempio da Irp e Alkoviov, che non sono riuscito a trovare precisamente, però siamo nella letteratura antica greca, quindi credo che siano due autori della arcaica letteratura greca.
ispirata appunto all'evoluzione dell'universo, no? Alla creazione dell'universo. They obviously mean eternal flames. Ovviamente loro intendono le fiamme eterne. Ok? Okay, guys, I hope that I doing in this way the lesson, the lecture, I help you out also in a better understanding and shaping better the logic of the Italian reading and exclamation. Okay, on each lesson I choose something that I like and I am fascinated. So I hope that your interest, your curiosity match mine, so that for me I would be happy about that. Okay, so that we learn Italian. We learn Italian, Neapolitan, but in interesting and useful way. Right. Okay, guys. Thank you very much. See you next with Neapolitan. Bye. Ciao.